Buongiorno agli amici di Chioggia Azzurra, vengo ora dalle foci dell'Adige. Insieme con Andrea abbiamo fatto delle riprese, una situazione molto precaria, per non dire anche pericolosa, e guarda caso Patrizia Trappella l'abbiamo incrociata, ormai è di casa perché è sempre a Chioggia anche per le sue attività in piena campagna elettorale per le prossime elezioni regionali per la lista di Fratelli d'Italia, Zaia Presidente. L'hai visto l'Adige? Hai letto qualcosa? Ma diciamo che io ci passo, ciao Massimo, Ciao. io passo direi quotidianamente avanti e indietro, quindi anch'io questa mattina mi sono veramente spaventata, nel senso che una grande massa di detriti, hai visto anche tu, sta arrivando, la piena tra l'altro non è ancora arrivata e abbiamo tantissimi alberi che stanno scendendo, bloccando anche la corsa. E questo direi che è un problema che vivremo in queste prossime ore non da poco. Ma una soluzione quale potrebbe essere? Dal caso tu dovessi, anzi io te lo auguro, entrare nel Consiglio regionale, Sì. come difenderesti le nostre coste, soprattutto del nostro litorale? Ma senz'altro, diciamo che la soluzione in tasca nessuno l'ha, però leggevo anche questa mattina sui quotidiani il fatto di altri fiumi che in questo periodo, in queste ultime settimane, in questi ultimi giorni addirittura stiamo avendo dei fenomeni atmosferici che destano particolare allarme. Questo sia per quanto riguarda i fiumi, vedi Adige, vedi Tagliamento, vedremo il Brenta come si comporta il Po al di là del nostro confine, ma soprattutto anche le nostre spiagge, il problema del ripascimento, l'erosione delle nostre spiagge, non solo delle nostre qui a Isola Verde o a Sottomarina, ma non so se hai letto anche tu questa mattina la parte di Jesolo. Quindi direi che chi avrà la possibilità di rappresentare il territorio in Consiglio regionale, io mi auguro che inizi ad avere una particolare e costante attenzione al problema ambiente, quindi la possibilità di chiedere di potersi sedere e parlare nell'ambito della Commissione Ambiente, perché se ci siamo resi conto che questa situazione non è più emergenziale e sporadica, direi emergente, e quindi la possibilità di rivedere non soltanto le manutenzioni delle nostre spiagge. Quest'anno è un anno tremendo per tanti motivi, leggevo sui giornali, do ragione, ma penso la darai anche tu a me, il fatto che questo evento degli scorsi giorni e di ieri sera è successo quasi a fine stagione. Immaginiamoci se fosse successo anche a metà stagione o all'inizio della stagione. Ma all'inizio qualcosa ha fatto. Colgo l'occasione, hai parlato di ripascimento. La laguna sud non è ben rappresentata in regione, io direi, perché a Jesolo i lavori l'hanno fatti e finiti prima dell'inizio della stagione. È vero. Da noi durante, poi l'hanno interrotti giustamente, l'hanno ripresi praticamente a stagione finita e adesso tra l'altro c'è tutto da rifare di nuovo. Sì, la burocrazia qui in Laguna Sud sembra sempre molto più lenta, sembra quasi noi abbiamo una marcia in meno e non una marcia in più. Forse quindi qualche consigliere in meno. Esatto, e quindi direi che qualche consigliere in più, anche più consiglieri per questa tornata del 20 e del 21 che rappresentino la città, per poi l'unione fa sempre la forza, e quindi che ci si possa far sentire anche su questo problema, perché è una ripercussione non solo sull'ambiente, anche sul turismo e quindi su tutti noi. Bene, ringraziamo allora Patrizia Trappella, ripeto, candidata alle prossime elezioni regionali del 20-21 settembre, nelle fila di Fratelli d'Italia per Luca Zaia Presidente. Alla prossima. Non posso dire altro, una P e due L, Trappella. Ciao!